Dai, perfetto, aspetta. La posso girare? È un po' più... Bene. Iniziamo. No. Come vedete sono stati rotti gli indugi dopo un periodo di profonda riflessione rispetto alla proposta che mi è stata avanzata un po' dal mondo indipendentista. Ho valutato che alla fine fosse davvero un'esigenza per la città di Cagliari che gli indipendentisti incominciassero ad assumersi le responsabilità rispetto a un progetto futuro per la nostra città. Noi stiamo attraversando qui a Cagliari una crisi sociale, economica e politica senza precedenti. In questi 20 anni praticamente di governo di centrodestra la città non è stata governata, anche col sindaco Floris vantiamolo, Cagliari vanta un primato straordinario che è quello di aver sopravvissuto drammaticamente senza sindaco in tutti questi anni. Per cui c'è un malessere sociale enorme, la crisi occupazionale, la distruzione della città legata all'abbandono e anche a scelte di sviluppo economico che sono assolutamente inadeguate rispetto alla vocazione della nostra città. Per cui l'indipendentismo ha deciso di prendere posizione. Per noi è particolarmente importante il fatto che Cagliari sia realmente la capitale della nazione sarda, perché se Cagliari sta male la Sardegna non può star bene. Quindi noi partiamo col nostro progetto da Cagliari. Cagliari sappiamo che vive dei conflitti spaventosi, dei conflitti enormi, nel senso che la disoccupazione ha colpito a tappeto la città. L'espressione massima di attività lavorativa oggi è interpretata come precariato ed è stato davvero un dramma anche per me come consigliera comunale
assistere alle azioni di protesta dei cittadini tutti i santi giorni che si presentano alle porte del comune per bussare, per reclamare il diritto al lavoro, il diritto alla cultura e chi più ne ha ne metta. Quindi sono dell'avviso che il comune debba riappropriarsi del suo ruolo per cui è nato, e cioè il comune deve avere il suo ruolo di riequilibrare i dislivelli sociali esistenti nella propria città. Cagliari, il comune ha dormito. Il comune non ha fatto niente di tutto questo in questi anni, per cui è stato ad osservare i sintomi di benessere per pochi e passivamente i sintomi di malessere per il resto della città. Cagliari in questi anni è stata abbandonata ed è stata in parte distrutta. Noi abbiamo la ricchezza identitaria di Cagliari su cui questa classe politica ha messo le mani in modo veramente selvaggio. A Cagliari abbiamo visto delle scelte che è stata quella di rivestire di legno l'anfiteatro romano, un evento di oltre 10 anni fa. Ricordo anche una campagna fatta dalla Nuova Sardegna, e la Nuova invitava i cittadini a pronunciarsi su questo disastro, cioè uno dei gioielli della nostra città che veniva praticamente imbalsamato da una struttura di legno solo in nome del fatto che 7 miliardi di vecchie lire andavano assolutamente utilizzate. Quindi c'è stata questo dramma dell'utilizzo di questi 7 miliardi circa per distruggere uno dei gioielli della nostra città. E così siamo andati avanti con proposte terribili. Abbiamo assistito nel mentre anche all'altro disastro di un altro bene identitario di tipo ambientale, stavolta, che è stato il Poetto, e c'è stato un gioco del ribaltare le responsabilità tra comune, tra provincia e chissà chi. Il comune ha la funzione di vigilare su tutti i fenomeni che avvengono nel proprio territorio, siano determinati da altre istituzioni, siano essi determinati da privati che magari hanno avuto anche autorizzazioni a intervenire, eccetera, eccetera. Il comune deve vigilare costantemente, è mancata questa vigilanza. Per cui abbiamo visto tutta la penosa storia di Tuvigeddu, e così come abbiamo visto anche il degrado in generale come l'idea della periferia cagliaritana, che non è la periferia, l'idea che si ha comunemente in tutte le città del mondo. Stranamente a Cagliari si va controcorrente grazie a una gestione terribile e irrispettosa di Cagliari. La periferia, e cioè il degrado, è partito paradossalmente dal centro storico, per cui la periferia cagliaritana parte dal cuore della città, dal suo salotto buono. Quindi è di fronte a questi disastri in generale, ma potremo dei programmi, poi ne parleremo prossimamente. Oggi siamo qui giusto per presentare la mia candidatura, e poi dei programmi ne parleremo in modo così approfondito in altre occasioni. Io colgo comunque l'occasione per ringraziare davvero tutti gli indipendentisti che hanno avuto quest'idea, spero non incauta, di delegarmi a rappresentarli all'interno del Comune di Cagliari. E poi insomma speriamo bene. Le forze che partecipano e che hanno spinto perché ci si prenda davvero cura e nasca un'idea e un progetto reale per la nostra città, viene da Badore Meloni Maluento, da Gavino Sale Dirse, comunque ci conoscete tutti, da Bustiano Composto di Sardegna Nazione. In questo momento non c'è a Mancabros Indipendenza, che invece è assolutamente all'interno del nostro progetto, e poi ci sono rappresentanti vari di indipendentistas, che sono gli indipendentisti fuoriusciti dalla formazione politica rossomori. Spero di non dimenticare nessuno, perché siamo numerosi, e poi ovviamente
Noi abbiamo le porte aperte alla società civile che sta sollecitando e sta spingendo perché si presentino delle liste che affianchino il nostro progetto, e quindi come società civile. Abbiamo ambientalisti, abbiamo un'infinità di cittadini che hanno lottato insieme a noi su lotte importanti come la battaglia contro il nucleare in Sardegna, la battaglia per la salvaguardia dell'ambiente in generale, contro la militarizzazione coloniale del nostro territorio, e quindi ci siamo tutti. Io penso che progressivamente la gente arrivi. Ci sono già grossissimi segnali forti arrivano anche dal mondo commerciale, dell'imprenditoria, che è strozzata da Equitalia, per cui anche lì il comune, che aveva la possibilità di intervenire, non l'ha fatto. Il comune non può più stare a guardare, quindi il comune si deve impegnare in prima persona e creare anche impresa per creare posti di lavoro. Lo può fare del suo compito. Grazie, scusate. Battaglia di questa Sardegna! Devo aggiungere una cosa, perdonatemi. Mi è stato già detto se per caso è nostra intenzione andare a rubacchiare voti a destra e a manca. Noi non andiamo a rubare voti a nessuno, noi vogliamo semplicemente che i cagliaritani tornino alle urne per riappropriarsi della politica, perché noi siamo per una democrazia partecipativa, quindi vogliamo che la gente torni ad essere centro di elaborazione di proposta politica. Scusate. Le parole dalle forze che appoggiano la candidatura del sindaco Zinchetti. Quindi abbiamo scelto questo vascello perché la simbologia è chiara, si salpa verso una nuova avventura, si salpa verso quella unità che alcuni mesi fa era pressoché impossibile, quasi inimmaginabile, cioè vedere tutto l'arco che chiamano la galassia indipendentista, che diventa un arcipelago, vederli seduti assieme un po' così, anche commovente, guarida da un'operazione pressoché irraggiungibile, e invece ce l'abbiamo fatta perché è un momento storico. Penso che dal dopoguerra in poi la Sardegna non abbia subito un accerchiamento concentrico di tale violenza, e quindi abbiamo lasciato perdere le asce di guerra, gli attriti che c'erano tra i diversi movimenti, il conflitto non serve, quindi è necessaria in questa fase di urgenza mettere da parte velleità e settarismi di ogni genere e creare questa un'unione stabile. Far partire il messaggio da Cagliari non è come votano a Ittri o a Banari o a Sorso. Cagliari è la capitale della nazione sarda, quindi ogni atto che si compie nella città è ovvio che arriva a ogni angolo della nazione. Abbiamo visto la defiance del centro-sinistra con le votazioni di Cabras in ogni angolo della Sardegna. Hanno parlato, è emerso ormai questo momento di difficoltà della sinistra, questo tentare di rammondare l'esistente. Questo ha
La nostra è un'irruzione nuova, concettuale e nell'agire. L'appello che noi lanciamo all'unità di tutti i movimenti indipendentisti è un appello anche a tutti i circoli progressisti che sono nella città, a tutte le forze ambientaliste, dell'emancipazione, al mondo femminile che sempre di più si sta riaffacciando dopo gli anni 70, dopo gli anni 80, stanno riprendendo di nuovo forza e forma, e troviamo le donne in prima fila nelle battaglie contro l'inquinamento, per i diritti di genere, per la scuola. A Quirra per la prima volta le donne iniziano a parlare, fanno vedere i loro figli nati deformi, gli aborti terapeutici, eccetera. Quindi la componente femminile, quando si muovono le donne, è un sintomo grosso di grande fermento della città. La città ha perso l'anima, la città non si è mossa da quella concezione feudale dove i Carros, i Gutierrez dettavano legge. La città è in mano a 7-8 famiglie, a 7-8 lobby affaristiche, e noi dobbiamo per forza restituirgli l'anima, un'anima mediterranea. Ci sono tutte le tracce dei sedimenti della storia, dai Fenici, ai Cartaginesi, ai Romani, sono tutto in nove, tutti sono passati nell'isola e hanno lasciato sedimenti. Quindi è un diritto dovere riscoprire questo capitale mediterranea, ma c'è molto da fare. È una rivoluzione culturale, una rivoluzione concettuale. Stiamo dando un altro punto di vista del Cagliari. Si è dimenticato che è la capitale di tutta la Sardegna, dell'otto nazioni. Adesso è una pompa idrofora che tutto penetra e tutto tocca, c'è una pompa idrofora che sta assorbendo le risorse della Sardegna. Quindi stiamo facendo un salto mortale in avanti in questa restituzione di conoscenza della sua identità. Si deve ponere in conto che è la capitale di tutti i sardi e non il luogo o la tana di 7-8 lobby potentissime che controllano la città e che mortificano tutto il territorio sardo. Un altro, e chiudo, l'inversione di tendenza. Il mondo indipendentista è un vulcano dove ha prodotto scissioni, diatribe e tutto quello che si può dire in termini di frantumazione, però è anche è il più grande laboratorio concettuale, di idee, di forme di lotta, di progettualità in avanti, di produzione di senso. Oggi se esiste una zona politica viva e produttiva è qui, è totalmente intro dei nove e tutti lo sanno. Abbiamo visto delle dichiarazioni molto interessanti anche dagli ideologi del PD, dal professor Antonello Mattone, dove parla che l'irruzione del mondo indipendentista ha sconvolto lo scenario politico. Abbiamo visto Massimo D'Addea che afferma che per la sinistra non deve essere più un tabù la parola indipendenza, segno evidente che l'esistenza del nostro nuovo agire, di quell'indipendentismo moderno proiettato sul futuro, sta lasciando tracce e sedimenti in tutto il modo di agire della nazione sarda. Credo che da qui deve partire un nuovo messaggio di urgenza, di intervento, di riprenderci dal basso le nostre iniziative e intervenire verso un nuovo futuro. Che quindi la nave della libertà parta, anche se saranno, diciamo, tempeste probabilmente nel nostro agire, ma noi siamo armati di coraggio, abbiamo un grande capitano al comando, no? E quindi auguriamo buon viaggio a tutti. Dire che sono felice di vivere questo momento sarebbe chiaramente poco.
commosso. Diciamo che siamo qui perché, come sempre, abbiamo tentato di leggere e di mettere in pratica ciò che la gente ci chiede. La gente ci diceva sempre: ma guardate, siete incredibili, ma non siete delegati. E perché non siamo delegati? E vabbè, perché siete tutti quanti frantumati, non ci fate una proposta che sia delegabile, sulla quale investire. Così rischiamo di entrare nell'andare a scegliere chi è migliore, chi è peggiore, eccetera, eccetera. Non ci date le condizioni, non ci mettete nelle condizioni di dover investire su di voi, di dover scommettere sulla proposta indipendentista, che è appassionante, ci dà l'idea della libertà, ci fa volare, ci fa pensare, ci fa sognare, però poi passare dal sognare al delegare non è una cosa semplice. Qual era allora la maniera per uscire? Abbiamo tentato anche di provare con le alleanze, abbiamo provato a cercare di coinvolgere in dei progetti. Poi ci siamo resi conto invece che era un'altra la strada da fare. Bisognava iniziare a fare insieme per poi stare insieme. E questo abbiamo fatto. Abbiamo iniziato ad occuparci dei problemi di questo popolo, non da soli, coinvolgendo anche quelli che non sono indipendentisti, perché ci sono problemi nazionali della Sardegna che devono riguardare tutti i sardi, al di là dello schieramento, che siano o no indipendentisti. Ma qui, occupandoci di queste cose, ci siamo trovati a fare insieme e a riconoscere che è molto importante anche lo stare insieme. Si trattava però di trovare l'occasione, non era semplice, si trattava di trovare anche una persona che fosse in grado di sintetizzare questo progetto. Perché non è facile, cioè potevo essere io, poteva essere Gavino, poteva essere Meloni, non avrebbe funzionato. Bisognava trovare la persona giusta per concretizzare il progetto, perché tutta la sintesi di tutte queste aspettative fosse possibile compattarla ed esprimerla in uno che non fosse di carattere esclusivo, perché altrimenti avrebbero detto: guarda, quelli sono andati al traino del tale, o quegli altri sono andati al traino del tizio. Quindi è stata una fortuna quella di incontrare Claudia Zunchedu su questa strada di costruzione. In questo momento noi non avremmo avuto un'altra persona che fosse in grado di interpretare questo progetto, e abbiamo avuto anche un po' di fortuna ad incontrarla sulla nostra strada, perché siamo sicuri che in questo modo il progetto funzionerà e sarà delegato dai sardi, sarà capito dai sardi. Ma non siamo contro nessuno, cioè non è che noi adesso stiamo presentando una proposta al Comune di Cagliari per essere contro qualcuno. Noi vogliamo essere per loro una speranza, per i poli di centrodestra, di centrosinistra, che ancora si riconoscono negli schieramenti italiani, che ancora fanno riferimenti anche di carattere nazionale, diversi dai nostri. Vogliamo essere una speranza e un punto di arrivo, perché anche loro arriveranno a quello a cui siamo arrivati noi, anche loro capiranno che il ruolo principale di un politico oggi in Sardegna è quello di interpretare il proprio popolo, cioè di vedere quali sono le aspirazioni più intime, ma non solo di carattere economico, anche di carattere di esistenza, dell'essere, di contare, di sentirsi qualcuno. La disistima che ci hanno indotto ci ha devastato, ha costretto le mamme a nasconderci la lingua. Molti bambini sono nati con la lingua nascosta dalla disistima che ci hanno indotto. Questo ambiente deve cambiare, sta cambiando. Se c'erano 9 mozioni all'interno del Consiglio regionale che parlavano di indipendentismo o comunque di riforma del contratto tra Sardegna e Italia, vuol dire che il seme sta facendo maturare i germogli.
Bene, noi sappiamo che Cagliari non è una città qualsiasi della Sardegna e seminare a Cagliari significa seminare nel punto più importante della Sardegna. Noi sappiamo, e lo metteremo nel programma, che Cagliari deve essere a misura dei propri cittadini, ma deve essere anche un luogo comune per tutta la nazione sarda, perché qui arrivano le speranze dei pastori, degli operai, arrivano davanti a quello spazio comune del quale proporremo diventi bene addentrivo, diventi un bene usufruibile da tutta la nazione sarda, perché lì si manifestano le speranze e le aspettative di questo popolo. Quindi Cagliari deve essere in grado, per come la immaginiamo noi, di assolvere a questo ruolo. Cagliari deve essere la memoria di questo popolo. Qui si deve conservare la sua storia, qui deve essere possibile attingere per fare cultura, per fare la nostra cultura e iniziare a costruire un'altra via della politica, non quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi degli accordi fatti all'interno delle sacrestie dei partiti. Vogliamo che il nostro popolo abbia uno spazio sul quale porre le proprie speranze e le proprie aspettative. Vogliamo iniziare da Cagliari. Pensiamo che sia necessario costruire oggi un altro modo di vivere la Sardegna, con la propria dignità e non più con la disistima di sempre. Prima di passare la parola ad Odore Meloni, vorrei che i signori giornalisti prendessero nota dei nomi delle formazioni politiche indipendentiste, per cui abbiamo Independentistas, che sono fuoriusciti dai Rossomori, giusto per abituarci all'idea, per individuarli, IRS, Sardegna Nazione, Amman Cabros Independencia, Maruento, Unidade e poi riprendiamoci Cagliari, società civile. Non abbiamo dei problemi sul nome. No, perché il movimento che non si riduce solo a Maruento è Paris, forse è più corretto, perché è il senso di tutta la nazione sarda, se no pare ristretto all'isoletta, Paris, sì. Non è un'isoletta quella. Lo so. Non sbaglio, Ricordati sempre. Guarda che ti invadiamo, Metterò in essere l'esercito delle tartarughe. Bell'esempio delle unità, stiamo già dichiarando in guerra. Sì, ma io prima ho di dato iniziare. un esercito di tartarughe per mettere che fanno poca resistenza. Divertito. Che giorno è? 24? Giovedì, anno di grazia 2011, giusto? Dell'era moderna. La Sardegna esiste miliardi di anni, anzi miliardi di anni, molto prima che nacque l'Italia, perché siamo una delle prime terre emerse, giusto? E dove ci troviamo adesso? Siamo qui a fare questa unione teorica, ma non teorica in senso negativo, in senso positivo. Appena dopo l'unità e i festeggiamenti del 150esimo unità d'Italia. Cosa vuol dire questo? Che noi parliamo ancora di indipendenza, un popolo che ha millenni di storia si ritrova a festeggiare, a dirimpetto di questi festeggiamenti di 150 anni di un altro popolo, di un altro stato, di un altro territorio. E nessuno di noi lo vuol capire questo. Noi parliamo del popolo sardo, parliamo degli altri, parliamo di Cagliari. Cagliari
non è mai stata negli ultimi 1000 anni sarda, perché chi conosce la storia di Cagliari sa che quando c'erano i pisani, poi gli aragonesi, i Sugasteggio, quando veniva la sera suonando sta trombetta, se c'era un sardo dentro lo buttavano fuori dalle mura. Cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica questa città è da riconquistare da noi, da tutti quanti, anche dagli stessi abitanti di Cagliari. Cosa sta a significare? È la capitale della Sardegna, ma teorica. Perché? Perché in pratica è stata sempre manovrata da coloro che vengono dall'esterno. Oggi chi comanda Cagliari? Comandano i partiti italiani, proprio italiani al 100%. Qualcuno di noi ha detto che sono alcune famiglie, ma sono quelle che si sono perpetuate nei secoli. Non è che sia mai cambiato nulla. Il nostro lavoro, secondo il mio punto di vista, cos'è? È più simbolico che fattivo. Perché è simbolico? Perché gli altri, adesso domani, quando i giornali diranno che non ci siamo o meno, qualcuno si preoccuperà, altri diranno che è come quella storia dei cacciatori, no? La sapete la storia della lepre del cacciatore? Ve lo posso raccontare così? Certo. Apre la caccia e c'è una tana dove ci sono i conigli che stanno giocando a carte. Stanno giocando a carte, però c'è un coniglietto che fa da guardia fuori. Questo coniglietto vede arrivare un cacciatore lontano, lo guarda, rientra dentro la tana tutto trafelato, dice: oh, zitti, guardate che qui c'è un cacciatore lì fuori. E il più anziano del gruppo mentre stava giocando gli dice: ma l'hai riconosciuto chi è quel cacciatore? No, non l'ho riconosciuto. Allora vai fuori e guarda chi è, e poi rientra. Il coniglietto ritorna fuori, guarda bene e mi sembra di conoscerlo. Sì, è il tale. Per esempio possiamo dire chi? Cappellacci. Cappellacci. Adesso diciamo così per fare cosa. Rientra trafelato e gli dice: no, l'ho riconosciuto. E chi è? Cappellacci. Allora quello più grande, tranquillamente il materiale di spesa, ghetta gatta, continua a giocare. Per cui non vorrei che da parte nostra domani gli altri avessero questa impressione. Per cui se hanno questa impressione stanno sbagliandosi. Perché si stanno sbagliando? Perché quello che ha detto prima Gavino, Claudia, Bustiano, è vero. Questo di essere tutti qua insieme, l'evento è questo. Non è manco le elezioni, vi ripeto, è perché noi abbiamo cominciato a dialogare, a parlarci. Ci mancano i sardisti. I sardisti sono convinto che cominceranno a fare un'inversione di rotta, visto che siamo a bordo di un barcone. Anche loro dovranno cominciare a fare piccolo abbordaggio. Perché? Perché da domani non potranno rimanere neanche loro da soli, perché rappresentano cosa? Quella parte degli indipendentisti che bene o male partecipa sempre, accetta la suddivisione del pane, della torta, delle briciole, come mi piace dire a me, che ci accontentiamo sempre delle briciole, che abbiamo tutta la torta ma non ci toccano solo sempre le briciole, perché c'è sempre qualcuno che divide per noi. Perciò c'è da un'altra parte gli indipendentisti, mi auguro che anche loro vengano un attimo di saggezza, visto che si hanno messo il nome Progress, e che questo progresso li porti ad arrivare vicino a noi. Non è che noi diciamo che dobbiamo essere tutti allo stesso orecchio. Io avevo spiegato un giorno che intendevo l'indipendenza, ti lo ricordi, allo Spinnaker, quando avevo detto l'indipendenza è come un diamante. È un oggetto bello, adorato dalle donne e anche dai gioiellieri, sul coso, dove quando è stato tagliato, quando lo tagliano, secondo come batte la luce del sole, lui fa dei disegni diversi o delle immagini, se vogliamo vedere delle immagini di diamante, ma che sono tutte sfaccettature che compongono il diamante. Allora se noi, che possiamo avere delle diversità di vedute, ma su uno ce l'abbiamo tutti, che è quella dell'indipendenza. Pertanto oggi questo diamante sta prendendo forma, c'è,
Ci sono delle sfaccettature, qualcuna ne manca, noi ci auguriamo che ci siano tutte le altre e andremo avanti sul fatto di queste cose qua. Per cui senza andare avanti longa su queste cose, prendo steppi, tocca a noi e agli altri che oggi non ci danno la delega che ce la diano solo perché abbiamo sfatato la loro scusante, che è quella che eravamo sempre divisi e non ci votavano per quello. Oggi siamo uniti, come mi piace dire a me quando mi nato, ma sei pagoso? E come ti ho detto? E io rispondo sempre così: se ho pauso, tu non ci sei, per cui morale, se gli altri che oggi si lamentano, perché basta leggere un giornale sardo o sentire una televisione, cosa sentiamo tutti i giorni? Dai, cosa sentiamo? Lamentele, ma non ci danno questo, non ci danno quell'altro, quello, quest'altro. Me lo dicono a me, io rispondo sempre così, ma mica siamo governanti, scusa, chi è la causa della situazione della Sardegna qua? Siamo forse noi che esprimiamo questo concetto, questo ideale o questa speranza? Questa speranza non è una speranza, perché c'è un fatto, che gli anni che devono venire sono di più di quelli che sono passati e non vuol dire nulla che sono 150 anni di storia italiana, perché prima dei 150 anni ci sono stati gli spagnoli c'erano 400 anni e poi sono andati via, per cui mi auguro che questi non rimangano 150 anni, che arrivino magari 160 su questo, poi basta, che un bel giorno loro verranno in Sardegna come italiani e noi andremo in Italia come sardi sul coso, perché il nostro slogan è impari con todos e adesso teniamo e a può venire. Dai, abbiamo un paio di dati da considerare. L'ondata indipendentista dell'81 prende piede, prende grossissima forza dopo le comunali di Cagliari. Il successo elettorale a Cagliari ha aperto la stagione del vento cialdista, se vi ricordate. E ancora, l'indipendentismo moderno, paradossalmente, sta prendendo molti consensi nelle grandi città. Vi ricordo Sassari che ha una media del 7%, e in certi quartieri, soprattutto quartieri dove c'è una media borghesia acculturata, professionale, imprenditoriale, arriviamo a punte del 17%. O ancora, paesi come Perfugas, prendiamo, oppure Lodine e anche più in su Grebosa e Tebala, Montresta, abbiamo già 3 sindaci indipendentisti e alcune decine di consiglieri comunali. È un fenomeno che si sta espandendo. Dico che il successo di qualche movimento indipendentista non è altro che la punta di un iceberg di un processo in atto, e i tentativi di rallentare questo processo, mi riferisco anche all'attacco che ha subito IRS, è fallito, e questa è la dimostrazione che noi quel processo non solo di rallentarlo, lo stiamo rilanciando tutti uniti con maggior vigore, coscienti che noi siamo solo la punta di un iceberg. Io vi ho citato 2 intellettuali della sinistra, segno evidente che cosa sta succedendo sotto. Se 2 intellettuali si pronunciano spudoratamente in favore dell'indipendenza sui giornali, diciamo, nazionali sardi, vuol dire che il fermento e le spinte dal basso sono fortemente energetiche in questa traiettoria di senso nuovo che oggi abbiamo sintetizzato, ma che già è in moto perlomeno da almeno 5 anni, e i loro analisti hanno capito bene cosa sta succedendo. Per pagare questo vascello mangeremo giù, no? Con un prezzo sulle 20 euro. Ce la compriamo. Ce la compriamo la barca. Ci serve. Se vanno bene le votazioni.
vinceremo con la flotta. Speriamo di metterci il motore prima perché l'hanno tolto quello. Che motore di gusto,